è morto di tumore. Perché vogliono che io scriva Covid? È qui che i medici, gli eroi, i coraggiosi dovrebbero reagire e dire no, io non mi piego. Io sono medico in scienza e coscienza, questo signore è morto di infarto e scrivo infarto, non scrivo Covid. Poi l'informazione, sapere la verità, l'informazione. Qui mi abbraccia un po' a quello che c'è un film che mi piace tantissimo che si chiama 300. Ecco, quando Leonida dice, anzi Serse dice, il mondo non saprà mai che siete esistiti. Ecco, io immagino ora Rai 1, Rai 2, Rai 3, il Gazzettino, il Corriere delle Alpi che direbbe l'uno, il mondo non saprà che voi siete mai esistiti. E noi invece diremo quello che ha detto Leonida, il mondo saprà che i pochi si sono opposti ai molti e che anche un re banchiere può sanguinare alla fine. Questa è la verità, purtroppo. Quindi allora noi dobbiamo resistere, perché ho sentito molti parlare dell'attuale, ma parliamo del futuro. Cos'è il futuro? Voi credete veramente che loro, una volta vaccinata tutta la popolazione, tireranno via il lasciapassare? No! Allora l'obiettivo è un altro, non è la tutela della salute della gente, no, l'obiettivo è l'assoggettamento delle masse, la costrizione delle masse, la sottomissione delle masse. Quindi poi con qualsiasi scusa, che ora si sta già ventilando l'ambiente, se tu inquini magari ti tiriamo via il Green Pass, se non fai il bravo ti tiro via il Green Pass, se vai in piazza a protestare ti tolgo il permesso per andare a lavorare, ad esempio. Ma è la gente che deve ragionare. Anche qui vedo molti, io sono una piccola impresa, giro per le imprese. Dove sono le nostre associazioni? Quelle che abbiamo pagato per anni i contributi? Dove sono i sindacati? Dove sono? Com'è possibile? Chi sono i beneficiari di questa menzogna mondiale? Chi sono i beneficiari? Hanno un nome e un cognome, si chiamano Amazon, si chiamano grande distribuzione, si chiamano multinazionali. E allora le piccole e medie imprese dovrebbero essere tutte qui, perché il futuro, se loro credono adesso di salvare il loro bar, il loro ristorante, perché hanno il lascia passare, non è così. L'obiettivo non è che rimangano in piedi le piccole e medie imprese, le piccole e medie imprese devono chiudere, gli operai devono diventare schiavi, servi. Qui almeno c'è qualcuno che reagisce, che si oppone. C'è una donna con 4 figli, ma pensate quello che mi ha detto oggi un mio amico quasi commosso, mi ha telefonato mia figlia piangendo, per andare all'università mi devo vaccinare, non so se un domani potrò avere figli. Ma vi rendete conto di quello che stiamo parlando? Ma vi sembra una cosa possibile? Ma vi rendete conto? Quando la dimostrazione della menzogna è sotto gli occhi di tutti, perché lo dicono loro, quando l'hanno detto all'inizio, con il vaccino sarete tutti salvi, metteremo in sicurezza la gente, mettiamo in sicurezza i bambini, gli anziani, le persone fragili. Poi siccome venivano fuori che si contagiavano lo stesso, allora hanno detto sì, è vero, si contagiano, ma non prendono la malattia. Poi siccome prendevano anche la malattia, sì, è vero, ma non andranno in terapia intensiva. Poi siccome vanno in terapia intensiva, sì, ma non moriranno. Adesso ci sono già casi di persone vaccinate 2 volte che sono morte dopo il Covid. Ecco, però questo non lo sa solo lei, lui, io e questi qua. Ecco, per gli altri invece questo non esiste. Qui io vorrei anche che chi veramente, io giro purtroppo, è difficile convincere qualcuno che ha avuto un caso avverso a dire
pieno in piazza, rappresenta, perché sembra che noi raccontiamo menzogne, perché la stampa omette di parlare di queste cose, tutti sanno che è morto uno di Covid in 100 chilometri di raggio, però nessuno sa di 100 persone che ha avuto la paralisi facciale, che ha avuto una trombosi alle gambe, che è morto di infarto dopo pochi giorni, nessuno lo sa. Allora qui uniti anzi io aggiungerei uniti con coraggio per la verità e la libertà. Vi saluto. Libertà! 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 Noi ci stiamo risvegliando, siamo sempre di più, siamo molti di più di quelli che ci vogliono far credere. Come diciamo, figuratevi quanti sono a Roma, se già noi siamo così tanti qui, e ci sono tante persone che la pensano come noi e che adesso non sono magari a questo corteo. Finalmente c'è la parola dei giovani. Grazie giovani, grazie! Il popolo italiano, una grandissima famiglia che in questo momento sta venendo sottomessa dalla paura e dalle false informazioni portate dai politici che se ne stanno là buoni con il culo su una poltrona calda, e noi qua invece a sudare, e le nostre lacrime e le nostre forze per il nostro domani e per le nostre famiglie. Il potere deve tornare al popolo. Libertà! Libertà!